Ne sera benchiatassa Gnovis. Sono anche 80.000 persone sparse dai 50 anni dalla nostra regione che non hanno avuto la terza dose della vaccina, tra cui che si è ammalato prima di fare e cui invece che non hanno anche prenotato la dose booster. A pandi questa situazione il vicepresidente regionale Riccardi, che però fa sapere che il Friuli Venezia Giulia ha superato la media nazionale per ciò che riguarda le stiercis dosis. Adesso in basso invece i numeri dagli vaccini stai fruits e è una certa diffidenza tra gli sfamei, al sciere Riccardi, ma anche che questi vaccini sono importanti. Sono anche una femmina di 60 anni di Udine e un uomo di 62 di Monfalcone e 5 morti di Covid in regione dagli ultimi 24 ore. 644 in nuovi casi di infezione, saltati fuori di 2136 tamponi molecolari e 5272 test svelzi. 41 le persone ricoverate in terapie intensive, 479 finché altri reparti di ospedale, con numeri sempre più lontani dalla zona rosse. E didattiche a distanze sempre più lontane, con le nuove norme anti-Covid che sono entrate in vigore con UE, un sospiro di liberazione per le scuole e per le famiglie che con UE avranno una certezza in più, come che non sconte Paolo Denardo, presidente dell'Associazione dei Presidi di Udine. Voi sono tornati tutti a scuola, avevano di sei due o tre classi a chiesa e invece sono tornati a scuola e hanno dato applicazione ai nuovi regolamenti. In prospettive i frus non saranno più a chiesa come prima? Credo proprio di no, perché per questa chiesa voleremo 5 frus positivi dalla classe. Non abbiamo mai visto fin come e insomma io spero che non capiti queste robe qui prossimamente, ma pensi proprio di no, perché insomma si va verso anche la biele stagione e quindi speriamo che ormai stiamo in fuori di questo incubo che viene passato in questi 2 anni. Perché anche per me è stato duro, perché a noi avevamo a buon'ora se avessimo potuto lasciare frutta a scuola e invece comunque con queste nuove regole sarà veramente difficile che a noi entrino a scuola, quindi anche per la famiglia è un verso spirito di sollievo anche per loro. Non sarà liberato di prigione queste volte Ugo Rossi, il consigliere comunale di Movimento Revu di Trieste, arrestato Vinas con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Rossi aveva pretenduto di entrare dentro i tali ricreatori toti, dove ieri da ora fa un serelu con una commissione che anche Rossi al fa parte, con dut che non aveva il Green Pass. Rossi è stato arrestato dalla polizia locale dopo che aveva refudato di la furia e aveva anche fatto resistenza. Il consigliere Novax è già stato condannato a 5 mesi per resistenze in occasione di una manifestazione davanti di un ufficio della Poste di Trieste. E sarebbe una discussione da di un episodio di curtissamento succeduto sabato via Palagnotti in Piazza Italia, ma due giovani fuori di un locale avessero in bude una discussione quando che un forest di Digivotani ha tirato fuori un curtis e l'ha ceduto di colpire più di una volta che l'altro di 20 anni di Monreale in Valcelline, che si è parato con gli smans restanti ferite. La Intriere ha acclamato gli sforzi dall'ordine, intanto che l'aggressore le schiampate alle anchimò irreperibile. Sono anche viertis le investigazioni sull'incidente che è capitato sabato di mattina a Trieste che l'ha portata alla morte Utu Parashiva di 57 anni. La procura vorrà di capire perché che Sloven di 49 anni che l'ha causionato l'incidente guidante in Quintriman non si è fermata appena che si è renduto conto da sbaglio e perché che al correva a così alte velocità. L'uomo era in un stato di forte alterazione ma non era sotto effetti di alcol né di droghe. Un guasto di lungo la linee ferroviarie di Udine a Palme ha creato diversi problemi ai pendolarsi ai turisti in regione. I treni tra Udine, Tarvis, Palme e Trieste hanno registrato ritardi dai 15 ai 65 minuti. Nessun problema invece sulla linea che amena Gurizze. I ritardi si sono concentrati alla fascia oraria più frequentata proprio dai pendolari dalle 7 alle 9 di mattina, ma dopo sistemati il guasto, gli scorsi sono tornati alla normalità.
Segnali di riprese dopo la crisi dal Covid, tal monte dagli cooperativis. Lega Coop, dal bilancio annuale, segnala che sono in timore in sofferenze i settori dal turismo e dalla cultura, ma che con 220.000 soci il 2021 alla FAT registrava valori di produzione di quasi 1,5 miliardi. Sintin Livio Nannino, che è il presidente di Lega Coop dal Friuli Venezia Giulia. È stato un anno, il 2021, faticoso, ma siamo arrivati a ottenere per le nostre imprese un buon risultato. Un risultato che ha permesso alla maggior parte delle nostre imprese di arrivare a avere un utile di bilancio. Soprattutto le imprese che sono cooperative sociali e culturali hanno avuto in difficoltà dovute al Covid, ma auspichiamo che dal 2022 sarà possibile continuare come prima. La Regione ha fatto partire un programma di investimenti di quasi 2 milioni di euro per aiutare i net i giovani dai 18 ai 30 anni che nica studi nica lavori. In 59 trends di formazione, associazioni culturali, imprese e enti pubblici si metteranno ad un per attiva giovani per cercare di creare percorsi integrativi per offrire opportunità di svicinarsi al mondo dal lavoro. Saranno completamente ributtati e tornati a fare su i passi 200 metri di mur che a Scieri ne ducandato Uccelli e Santa Clara a Udin dopo che a Songo, Las e Tox qualche mese in Daur. Un lavoro importante come che non sconta il sindaco Fontanini. Osin denent il mur dell'Uccelli, è un mur che le colate, come l'EDR, che è l'ente che ha sostituito la provincia per fare i lavori. Nos ha domandato di ripristinare questo muro, che è importante, e per fare i lavori si verrà di tagliare qualche pianta. Allora voi avete fatto un sorellucco con i tecnici del comune e si sono reso conto che è necessario fare questo tipo di intervento e dare il via libera all'EDR per fare il lavoro, che è un lavoro importante, anche perché non possiamo lasciare al centro della città queste brutture di viodi. All'estate presentato il programma del Lussarissimo, la manifestazione che si farà sulle spisti dalla Monte Lussari a Tarvis dai 18 ai 20 di febbraio, un'occasione per fare il ponte dalla situazione dal turismo dalla zona del Tarvisian, come evidenzia l'assessore regionale Bini. È un evento importantissimo che dà risalto a una località meravigliosa. Io dico sempre il Monte Lussari rappresenta una cartolina, un manifesto dalle nostre regioni conosciute in tutto il mondo che viene la possibilità di valorizzare. Insomma, chi ci avvenza ti aiuta a sbruntare l'immagine del Friuli in tutto il mondo. Ecco, sono 2 giorni sulle piste di Prampero illuminate. Beh sì, è una pista meravigliosa, una pista impegnativa che fatta di nota ha un significato, non c'è mo più bello, insomma, hai le piste ma anche le ciaspolate fatte dal territorio e altri servizi che non vengono mandati da lei. Insomma, un Friuli che sta crescendo in maniera importante come offerta turistica. Alle dut per usgnot con gnovi si torna in aiodi domani sera e sempre snov mancul vinc. Mandi, arrivederci.